E quindi il viaggio inizia da qui, autostrada con Elena, signori. Vediamo se funziona in moto, per favore. Ok, è andata. Saluta la telecamera, ciao. Villa Marzana Rovigo Sud. Qua ci incontriamo con altre 3 Himalayan e una Goldwyn, altri amici del gruppo Royal Enfield Himalaya. Ragazzi, stiamo arrivando e da qua si parte. Da qui si scende fino a Bologna, da Bologna usciamo e facciamo strada normale fino a zona Gaioli in Chianti per fare. Vediamo se vediamo qualche moto. È da qua che dobbiamo uscire, sì. Telepass. Dove sono? C'è nessuno. Ho sentito una moto. Eccoli là. Loro sono in centro, ciao. Loro sono in centro a Villa Marzana, al bar. Andiamo o li aspettiamo qua? Come vuoi te? No, andiamo. Tu vuoi andare? No, per me è indifferente. Aspettiamoli. Max? Max non lo so, non ha risposto. No. Lo so, io l'ho mandato a Bologna per sbaglio. Guarda che mi sta riprendendo comunque perché è 360. Poi farò. Ecco. Sarà fatto già l'aperitivo secondo me. Lo sento. Passati sopra perché passi sopra. Ci siamo, sta arrivando la Goldwyn. Chi dice Goldwyn, giusto? Goldwyn. Wow, che figa! Mamma mia, che figata! Signore e signori, eccoli qua. Ciao zii! Oggi siete zii! Ragazzi! Allora, Siamo liberi! Siamo vivi, siamo free! Ciao! Zio Aldi! Bene ragazzi, siamo pronti per ripartire. Abbiamo gli zii dietro. E possiamo ripartire. Vado! Eccoci, siamo a Bologna, andiamo verso l'uomo mancante e poi si prosegue. Qua come sempre a Bologna c'è traffico. Allora, dove si è perso il nostro amico Massimo? La posizione è questa. Dove è? L'ha visto? Dov'è? Dov'è la moto? Dove è andato? Adesso lo chiamo. Stai su. Sì, aspetta, ok. Bene, si riparte. Come vedete qua abbiamo la squadra. Leo, gli zii. Distributore! Ok?
Sì, infatti prima ci stavo pensando. Bella mi dice su perché io per parlare forte, fammi sentire già tutti fuori dal casco, gli spacco le orecchie con l'interfono. Allora si riparte, non abbiamo trovato Max. Max, se stai guardando il video sai che ci hai fatto dannare un po', ma ce la faremo lo stesso. Allora, direzione passo. Allora, zio, mi è dispiaciuto non riprenderti, ma avevo le videocamere spente. Comunque mancano 13 minuti al passo che dovevamo raggiungere, Raticosa, e finalmente facciamo un po' di pappa perché sento che io ne ho bisogno. Allora, ci stiamo alzando, iniziano strade di belle curve, bei tornantini, la vegetazione sta cambiando e ci siamo, e inizia anche il freschetto, si sente il freschetto, si sente. Paesaggi ragazzi molto belli, sì. Toscana, siamo in Toscana, guarda, Toscana, Emilia Romagna, siamo in Toscana. Ragazzi, siamo arrivati alla Raticosa. A fianco a questa. La mettiamo qua. Guarda qua. Guarda Max. La mettiamo là dove è lui. Esatto. Ciao Max. Tu non ti perderai mai. Aspetta, hai fatto una strada diversa? Sì, carina, in mezzo proprio alle colline qua. Vai. Fuori c'erano solo biciclette, neanche una moto, neanche una... Carissimo. Bene, io direi di andare a mangiare un po' di pappa. E quindi eccoci qua. Come vedete, questi sono i ragazzi Royal Enfield Himalayan Veneto che con le nostre ragazze e altre due dentro siamo, voilà, Raticosa. Da qui si scende, si va fino a Gaiole. Ah sì, abbiamo anche lo zio. Siamo con la Goldwing. Che classe, che classe. Ecco, quindi adesso mangiamo qui, ci scaldiamo un po' perché qua a 1000 metri fa freschetto, e qui dietro dove tutti mi fanno la linguaccia dietro, magari, forse no, forse sì, le donne sono dentro perché fa freschetto, stanno un po' al caldo, e poi ripartiamo direzione Gaiola, come ben sapete. Gaiole in Chianti, come ben sapete. Ciao, che mi vergogno, mi stanno guardando tutti. Vai.
No, giù. Ah sì. C'è qualcuno? Gli altri sono partiti? Sono andati avanti. Perfetto. Andiamo? Io ti sto dietro. Andiamo. Non c'è nessuno, sono andati avanti, a posto. Continua, 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 continua. Che palle! Oh. Vai, vai. No. Maremma Maiana. Wow, guarda qua che bello. Bello. Quindi dovremmo essere arrivati a Firenze. Giornata lunghissima in cui il gruppo si è preso, ripreso, lasciato, ritrovato. Che siamo un po' zingari, vi dico la verità. Ma va bene così, l'Himalaya è così, selvaggia. Mi godo quindi il panorama. Guardate che bello, Firenze dall'alto, non è Firenze, scusate. Però secondo me ci siamo a Firenze qua. Maremma Maiala! Sì, allora 30 minuti e ci siamo. Eccoci, allora la batteria è quasi scarica, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati a Gaiole, 1 chilometro e ci siamo, andiamo al Gallo Nero, salutiamo Max e poi andiamo diretti in hotel. Faccio vedere l'entrata, eccolo qua c'è il distributore di benzina. Eccoci qua, ragazzi. Per venire all'Eroica non ho cercato un hotel così. Ho cercato qualcosa per dire Elena,
ci coccoliamo poco perché alla fine un hotel con una stanza carina, con una bel vino, perché fanno anche vino qui, ragazzi, guardate il bagno, ciao e grazie. Sì, non è una cosa veramente da tanti skate, dai, non l'avremmo, cioè non è cosa da noi, però è molto carino. Guardate la doccia e il posto fuori. Ora vediamo se riusciamo a farci una bella passeggiata, così vi faccio vedere il posto. Qua si può fare anche un giro per il posto, ti fanno assaggiare il vino, c'è il wine tour, molto bello, molto bello. È un posto dove fanno anche matrimoni, quindi immaginate, pazzesco. Boh, noi proseguiamo e ci sistemiamo un pochino tutte queste cose. Ovviamente dobbiamo mettere in ricarica le cose, sistemarci i vestiti, ci facciamo la doccia, la cena l'ho spostato alle 8:30, così abbiamo il tempo, se vogliamo, di sistemarci per bene e farci anche una passeggiatina sgranchia gambe. L'Elen è felice? Non sei ripresa? Tranquilla? È stanca, ovvio che è stanca. No, non ci dobbiamo sposare. Abbiamo solo trovato questo bel hotel. Si vede che fanno matrimoni. È fantastico, ragazzi, in Toscana, con sto tramonto. Ma ve ne rendete conto che posti bellissimi? Così per coccole, dai. È tutta una struttura così. Fantastica. Mi hanno consigliato di farmi una bella passeggiata per di là. Andiamo così ci capisco un po' il gambo. Là c'è una casetta, là sono i massaggi, questa è una casetta privata, aria, cantina, solarium. Ciao. Cioè, col tramonto siamo arrivati, col tramonto. È una casetta. In fondo dovrebbe esserci quella villa che affittano per 6-8 persone. Neanche tanto se con piscina e tutto. Se uno vuole farsi una vacanza, un weekend lungo in 6-8 persone o anche una settimana, sai, per i cavoli tuoi hai la cucina, ogni stanza ha un bagno, c'è la piscina, bello sto posto. Ah, guarda i piccoli vigneti, fantastico. Ciao ragazzi, la Toscana. Ed è la prima volta che vengo in Toscana. Cioè, ero andato... Io andavo a... come si chiamava? Zona Livorno? Tirrenia, con la nazionale di rugby. Però non è che vivevi la Toscana. Ciao, domani... mancano solo gattini. Ma andiamo per di qua, dai, che vi faccio vedere tutto. Ti porto in stanza da Elena, facciamo una bella doccia e poi andiamo al cinema che aspettano le 8:30. E ribuongiorno amici del tubo, ciao cavalli. Allora, oggi è Pasqua, quindi buona Pasqua a tutti. Siamo partiti in ritardo, sono le 10, dovevamo trovarci alle 9:30 al Monumento del Gallo, ma va bene perché oggi dobbiamo prendere abbastanza take it easy.
Ci ritroviamo con i ragazzi Himalayan di ieri, però forse ci dividiamo perché abbiamo trovato un tracciato da 300 km e quello invece classico da 200, che è quello che volevo fare io con Elena, perché in due, quindi se è più classico ce lo godiamo un po' di più, quindi o ci dividiamo o lo facciamo insieme. Aspetta, devo andare qua a sinistra, attenzione, ci facciamo una, se non sono andati via ci facciamo una bella foto insieme sul gallo, che poi comunque ci ritroviamo in casa la sera per una bella cena là tutti insieme. Eccoci qua, siamo arrivati, ora dopo facciamo benzina lì all'IP e qua siamo al gallo, al monumento del gallo, quello che abbiamo visto ieri. Sono andati via, li faccio uscire dal gruppo Royal Enfield Himalayan. Eccoli qua, saranno in bar. Perfetto, guarda quanti belli Himalayan, tutte qua così, guarda quanta gente si farà sto giro. Bene, cerchiamo i ragazzi e si parte. Siamo pronti? Siamo pronti, siamo bellissimi. Bene, allora siamo qui al gallo. Ci siamo ritrovati, abbiamo trovato anche Marco e i ragazzi del 6% che ci ha offerto gentilmente un bel caffè e ci ha dato anche l'adesivo che ci sta sempre qua sull'Himalaya. Ci siamo aggiunti su Instagram, ci ha fatto una storiella condivisa. Si parte, facciamo benzina e ci rivediamo alle porte di Eroica. Eccoci qua ragazzi, qua inizia quindi la nostra Eroica a più o meno 12-15 km dal nostro gallo. Eccolo qua, qua ci vorrebbe... Vuoi riprendere? Vuoi riprendere te? Ti do il bastone da dietro, devi solo tenerlo. Sì, allora fermi tutti. Eccoci qua, allora oggi ho l'assistente, ho Elena che mi tiene la 360 dietro, spero come gli ho detto io a 45, lo scopriremo solo dopo aver montato. Eccoci qua signori, siamo all'Eroica, si inizia con un bel boschetto, sottobosco. Olè. Abbiamo lasciato andare un po' avanti gli altri, per ora siamo tranquilli perché è ancora tutto asfalto cementino, bello, fresco, odore di bosco. Questa è l'entrata, poi i panorami vediamo di farveli più tardi. Primo tornante e qua inizia lo sterratino, forse, sì dai. Sì, ragazzi devo dirvi che è proprio che è già bello. Quello è il castello di Brolio, questi sono tutti sterrati, bellissimo, infiniti. Piano, andiamo piano perché in due. Guarda che bello, guarda che paesaggio, guarda che no, a sinistra. Che bello, fantastico, bellissimo, panorama. Già ti è andato a fare un po' di fuoristrada. Ok. Andiamo dritto giù per quello che dice il tracciato. Stai riprendendo tutto? Vabbè, sì. Io faccio un po', non sempre pista. Andiamo! Per esempio adesso ho ripreso voi che mi parlate. Andiamo! Vai! Vai che mi riprendo. Gruppo Himalaya in trasferta, eccoci qua. Siamo in verità in 6 perché ci sono due zabordine. Guarda, cioè, vado.
Maremma maiala! Maremma incantata! Ragazzi, cioè io vi invidio, Toscana, avete di quei posti, sì, anche noi veneti abbiamo le Dolomiti, cose fighe, il lago di Garda, ma cioè per questa moto qui, guardate, l'ho già detto prima, guarda che paesaggi, che strade, che curve infinite, che sterrati, cioè bella la Toscana, porca, è proprio bella, ragazzi. Oh, che bello. Panorama, guardate che strada, fantastico. Comunque sempre prendere un attimo di calma subito dopo lo sterrato quando si va in asfalto, perché le gomme sono sempre un po' impolverate, e non curvare subito come dei pazzi. Fai passare me? Grazie. Piano piano la IMA ci porta ovunque, anche in salita. Cosa vuole fare sta strada? È la casa del gladiatore questo, andiamo a vedere. Dove hanno girato il film Gladiatore, dove tutti questi colli a destra e a sinistra erano gialli, no? Che lui, la moglie, passava con la mano sul grano, e là c'è la casa, magari sarà chiusa e torniamo indietro, però belli in mezzo a questi boschetti così. Allora abbiamo allungato un po' perché vogliamo passare per Siena e arrivare nella piazza di Siena Duomo. Abbiamo trovato ZTL, però guardando i cartelli noi potremmo, perché c'è scritto eccetto 2 ruote, vedi? Eccetto 2 ruote. Che figo! E zona traffico solo veicoli eccetto 2 ruote. Noi possiamo. Oh, vi porto in un borgo, ragazzi. Sì, che bello, che bello rimanere qua nel 400 così, foto PH. Ah, bella Gix, la Fuji da 100 megapixel. Wow, guarda là, ci sarà un momento che non possiamo più andare avanti. Che cattivi che siamo a entrare qua così, però non ci dice niente nessuno? Si può uscire per di qua? Così arrivi da delle stradine e ti sbecchi queste chiese. Ale, Ehi? a parte i selfie, se andiamo qua più avanti, detto da qua in poi, Ok. da qua si arriva alla piazza del Pari, dopo c'è la piazza del mercato, comunque E si può fare? Posti, sì. Basta Seguite me. Eccoci qua. Maiali veneti in trasferta. Ecco, facciamo da Siamo io, Elena e Max dietro che ci segue. Abbiamo lasciato mezzo gruppo, insomma, per conto loro a mangiare, perché volevano mangiare in un posto che a noi non ci andava bene, cioè non ci andava bene, non abbiamo fame e preferisco aspettare un pochino e trovare qualcosa magari di tipico toscano durante l'eroica, ma un assaggino, cioè robe veloci tanto per riempire la pancia senza mettersi troppo tempo le gambe sotto al tavolo.
eroica a sinistra. Vedete, c'è scritto dappertutto le indicazioni, quindi anche se c'è la traccia GPX che lo metterò in descrizione del video, è descritta la strada, ci sono i cartelli dappertutto. Comunque ora abbiamo ripreso la strada, spero di allontanarci qua da Siena velocemente perché siamo ancora qua in zona. Occhio addosso. Ritrovare il bello sterrato in mezzo alla Maremma Mariella, sì. Troviamo un posto dove andare, mangiamo, gli mandiamo la posizione, ci ritroviamo lì e poi ricominciamo insieme. Ragazzi, proseguiamo verso Radi. Adesso sempre posti fantastici, siamo tornati in una bella altra strada sterrata. Andiamo piano. Allora amico GS, se sei tu, se vedrai questo video, ciao. Niente, per la strada abbiamo trovato questo GS in due, anche loro tranquilli che vanno via piano piano, si godono il paesaggio e la strada, ora là il verde così. È che se lo supero, lui mi risupera perché il GS quando vuole accelera e mi supera tranquillamente nell'asfalto. Quindi vado piano anch'io cercando di non stargli troppo vicino, perché quando si va via in gruppo vedete la polvere, la sabbia, cioè ti arriva proprio in faccia diretta. Bene, secondo me ci stiamo iniziando a immergere di più sulla natura, madonna sassi che arrivano, nella natura della Maremma proprio. Prati infiniti verdi, buche. Bene, si iniziano a trovare moto. Siamo a Radi, sapori di Radi. Vuoi che proviamo a mangiare qua? No? C'era un buon odore, fa venire fame. Andiamo più avanti, alla ricerca ancora di pappa. Siamo sempre io, Max, la Elena e l'Himalayan, 2 Himalayan. Freccia su. Ok, abbiamo lasciato Radi, Murlo, verso Murlo. Facendo queste belle strade in mezzo a un'area enorme, tutta così collinare, la cosa bellissima è proprio vedere sti nuvoloni che vedi un po' a destra, un po' a sinistra, poi il sole che filtra, cioè quando è nuvoloso così, come un po' in montagna, è fantastico. Si ricomincia lo sterrato e si va verso Piana, 5 km a Piana. Guarda che bel contrasto, luce, verde, acceso, in fondo nero. Chissà cosa ci aspetterà in fondo. Siamo ancora molto selvaggi qua, molto selvaggi. So che l'ambientazione cambierà, devo ancora trovare un posto dove volare col drone, anche se prima era un bel posto ideale. Ma abbiamo ancora il pensiero che dobbiamo trovare un posto dove mangiare. Così per ripigliarci un pochino senza mangiare troppo. Inizia a piovere, vedo le gocce nel casco, ma non abbiamo paura perché siamo goretexati. Quando ho fame e carenza di zuccheri dico di quelle minchiate. Madonna, queste gomme ragazzi, io guarda, più la uso più mi sconvolgo, cioè con la pioggia sull'asfalto non ho sterrato, queste gomme qua montate che ho fatto mettere anche a Max qua dietro, che grande Pablo Caronas ci ha consigliato,
sono veramente fenomenali, sono pazzesche. Ma lo sento tutto in curva, cioè sto facendo delle curve su asfalto con Elena che tocchiamo, cioè neanche quando siamo andati a Salisburgo nel Grossglockner con tutti quei tornanti ho piegato così tanto, ma tranquillo, vai giù che neanche te ne accorgi, pazzesco. Ci siamo ripigliati ma senza aver mangiato, perché il posto dove siamo stati era pieno, la cucina era indietro. Guardate che bel panorama intanto. Abbiamo sgranchito un attimo le gambe, wow! La soluzione anche sarebbe quello di portarsi via un paninetto e fare picnic in un panorama bellissimo che trovi qui in giro. Le prossime volte farei una cosa del genere, ti porti via un picnic pronto, così quando vuoi ti fermi, ti godi il panorama, perché guardandolo così lo passi e basta. Ti fermi, stai lì mezz'oretta così, mangi, magari in compagnia, e ti rilassi e poi riparti. Benvenuti a Montalcino. Ah, che bello. Cos'è? Controllo velocità con qualche gocce di fantozzi come sempre che scendono giù. Non so, comunque bravi toscani che avete lasciato queste strade così e non asfaltate, cioè ovviamente non sono le principali, ci passa meno gente, però non potete capire che strada abbiamo fatto così, però tutta in sterrato, quella polvere gloria, questi qua in bici, tanta roba. E mentre andavamo su, ragazzi, non c'è più. L'ho persa. No, il mio culo questa volta è che si è rotto sto pezzo di plastica maledetto. La 360 è caduta qui e si è incastrata qui tra il serbatoio e il palo, e quindi è salva. Andiamo, proseguiamo. Eccolo qua un autostradino, via. Qui è tutto così, siamo a Montalcino, percorso non ho messo in folle piano, siamo in salita su questo colle, siamo arrivati a 480 metri sopra il livello del mare, in mezzo a questa boscaglia. Adesso mi sa che si scende, vediamo dove andremo a finire, sempre alla ricerca di un posto dove mangiare, ma mi hanno sempre detto che a Montalcino poco dopo c'è sempre, troviamo qualcosa tranquillamente. Belli, sono sterrati così, belli. Ovviamente dopo una salita c'è la discesa, quindi 12% di discesa, freno motore piano piano, il giro sul pedale destro, tutti solo da Siena. Grosseto, Montalcino. Ok, dove volete andare? Io direi verso Montalcino. Dove vuoi andare, Max? Andiamo a Roma?
interpretare il look adatto per la strada. Tipo... Chiudi amore qua. Perfetto, abbiamo mangiato, ci siamo ripigliati un pochino qui e possiamo ripartire. Vai, vai! Si riparte. Oh, da Montalcino è bellissimo perché si vede tutta la Maremma Maiala. Poi non è la Maremma, quelli toscani mi dicono: ma che cazzo dici Veneto, torna a casa a berti il prosecco. Va bene. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go. Devo mettere il coso davanti. Monto, ok, tienila stretta a 45, non sdraiarla troppo. C'è nuvole nere, l'arcobaleno, uno sterrato. Maremma Maiala! Fantastico, fantastico. Molto bello, tutto sterrato qua tra come nei film. Bello, 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 bello. Che vento che c'è un vento.
tramonto vince sempre su tutto. Siamo soli. Niente, con la mia andatura, a parte che ogni tanto mi fermo perché devo sempre fare qualche video col drone, cioè perdo sempre il gruppo. Io spero, sì, l'hanno capito, vanno avanti, ci vediamo più avanti. Non mi aspettate ragazzi, andate al ristorante, ci vediamo lì. Guarda il tramonto. Io vado piano ragazzi, anche in gruppo faccio fatica, cioè io ho la mia andatura fantastico. Guarda il di là, che roba. Che bello, cioè da foto, da disegni, proprio fantastico. Poi vedete la pioggia qua, piovigina, nero, luce, fantastico. Sto contrasto, tutto il giorno è così, meraviglioso. Andiamo dai. Che cazzo, cosa volete più di così? Cosa volete più di così? Dai, c'è ancora tempo per godersi il sole. Siamo a Buon Convento e le nostre email ce le hanno fatta. Si sono fatti l'eroica, polvere gloria, polvere gloria all'80%. Non l'abbiamo finita tutta, che tristezza. Siamo tornati dal Gallo, ho una fame boia, andiamo a mangiare. Cosa passi qua? Salutiamo il Gallo. Ciao Gallo. Ciao. Benvenuti a Gaione in Chianti. Abbiamo finito la nostra esperienza dell'eroica. Ora andiamo a mangiare qui, poi in descrizione vi faccio capire, per vedere dove siamo andati a mangiare. Non fate l'eroica in moto. Adesso non ci voglio. Buonasera, siamo in 6. Fai il ladino. Ah, perché l'ho fatto su Google, non l'ho mai fatto. Buonasera. Sono l'ultimo sera. Chiedo scusa, grazie, utilissimo. Ci siamo? No, vabbè, cioè 50 minuti e siete ancora qui a guardare il mio video. Ma che passione. Allora, niente, io ho provato da mezz'ora a scrivere un testo per concludere questo video. Perché, come voi non sapete, ma questa parte di video la GoPro mi ha fatto solo le riprese senza registrarmi l'audio. Questo era il nostro posto dove abbiamo dormito, in mezzo, sopra un colle, in mezzo a olivi. Era un colle meraviglioso, un posto rustico, come vedete, fantastico. E questo, come tanti altri degli altri miei amici malaiani che eravamo lì, si arrivava con dei sterrati. Quindi, cioè, anche di notte, un piacere. Per noi è sempre un piacere, no? Allora, velocemente, grazie di aver visto questo video. Non voglio togliere questa parte perché era bello far vedere questa strada al sole di giorno in mezzo agli olivi. Questa era una gran salita e discesa per arrivare là, ma tipo 10-12%. Belle, in 2 carichi, la IMA ovviamente va che è un piacere. Niente, questi 3 giorni sono stati molto intensi, bellissimi, con altre 4 persone, sì, eravamo in 4, in 6 in tutto, sì. Sempre Veneto, Royal Enfield Himalayan Veneto. Niente, andate a fare l'Himalayan, scusate, madonna sono fuso, andate a fare l'eroica, almeno una volta nella vita, è bella, è più una cosa secondo me romantica, tranquilla, simpatica, cioè andateci con un compagno, la compagna, godetevela piano perché i paesaggi sono fantastici, si mangia da Dio, in Toscana si mangia da Dio, quindi un weekend prendetevelo, anche 3 giorni, un giorno per andare, un giorno per farvela, un giorno per tornare, se riuscite un po' di più meglio, così potete godervi più quei 200 km, perché noi solo per andare a Siena, come avete visto, ci abbiamo perso un'ora tra riuscire a entrare, parcheggiare, stare là a piedi un attimo, però ottimo per sgranchire le gambe.
Niente, allora da adesso in poi dovevamo tornare tutti insieme, ma per motivi organizzativi e personali miei e di Elena, non sto qua a raccontarvi, siamo dovuti correre direttamente a casa, quindi abbiamo salutato il gruppo, poi ci vediamo in questi prossimi giorni al prossimo raduno che è fra un po' sull'altopiano. E se volete salutarci qui, benissimo, l'eroica è già stata fatta. Se volete stare con noi altri 10 minuti, nessun problema ragazzi, perché da adesso io e Elena torniamo per niente, così in compagnia in 10 minuti. Grazie come sempre di essere stati qua, di aver visto il mio video. Se vi fa piacere mettetemi un like sul video o no. E se non mi conoscete, sapete che sono un ragazzo normale con un Himalaya, non è il mio lavoro fare la guida turistica, non sono un meccanico, non sono un pilota, ma mi piace il viaggio, mi piace divertirmi con l'Himalaya e niente, se vi fa piacere potete unirvi a questo gruppo. 1, 2, aspetta, vai, facciamo salire la nostra zavorrina e poi si parte ragazzi. Abbiamo fatto il pieno, arriviamo tranquillamente a casa con questo bel pieno, con calma si parte, passiamo per il gallo alla fine, così lo salutiamo. Pronta? Via. Ciao Gaiola in Chianti, è stato un piacere conoscerti, a tutti i motociclisti che salutano sempre. Bello, bello, vi ripeto che la Toscana merita, bravi toscani, bravi motociclisti toscani, mi piacete un mondo, c'è un bel gruppo, c'è bella gente. Ciao Gallo, è stato bello, quindi andiamo, si parte. Ecco qui, il ritorno si va verso Arezzo ed è tutto così. Fantastico, bellissime curve, una bellissima giornata. Noi andiamo piano perché c'è proprio questa ultima avventura e andando via anche in gruppo delle stesse moto, cioè conosci le persone, ma conoscendo le persone e facendoti questa avventura vai a conoscere sempre di più anche te stesso. E io ho capito che a me piace veramente andare piano. Mi potete dare anche una moto da 1000 o 1200, a me piace andare piano. In autostrada invece è diverso, se mi dai una moto che può andare 130 meglio, perché è tutta dritta e comunque se sei in autostrada è perché devi correre. Con la IMA faccio il 100 e va bene, ci mettiamo nella prima corsia, stiamo lì, ogni tanto sorpassiamo fino ai 110 e qualcosa in più se ce la facciamo, ma la tiri perché è autostrada, corri, è tutta dritta. Questo a me piace, andare in giro tipo vespetta, è bello, se ti accorgi di quella piscina messa lì, di quelle piante, di dei fiori, della gente, ti guardi questo paesaggio, bellissimo. Ora c'è un po' di neve lassù, bella sta strada. Quindi Per sbaglio mi sono messo a riprendere. Yo. la via del latte, eccolo qua, dove prenderemo l'autostrada per Bologna. Boia che vento che c'è, alta via del latte. Allora amici, siamo al Mugello, ho visto che un po' il gruppo ha detto ok ci vediamo, ci fermiamo, ci rivediamo, ma guidando non riesco a guardare niente perché ho il navigatore su. Dal Mugello
prendiamo adesso l'autostrada che c'è qua subito. Ci siamo fermati qua perché potevamo magari al volo mangiare qualcosa, ma abbiamo visto che in 2 ore in autostrada arriviamo a casa, quindi prendiamo l'autostrada, noiosissima, ma all'inizio no, perché è carina, siamo sempre in mezzo qua. Ci fermiamo in autogrill, ci mangiamo un gelato se vogliamo e poi per sganchirci dopo un po' le gambe. Vai, fai stretch in pallavolista, vedi come fai stretch. No, va bene. E poi andiamo a casa che abbiamo fretta di andare presto, andiamo a sistemare milioni di robe perché domani si torna in studio, in negozio a lavorare, e oppure lei a lavorare, ovviamente tutti a lavoro. Allora chiuso. Sono felice, mi piace troppo ragazzi del 6% il vostro adesivo, mi piace troppo, nero, giallo è perfetto, figo. Peccato che non c'è l'adesivo dell'Eroica, me lo sarei messo molto volentieri. Ok ragazza, prego, si accomodi. Cioè, sapete cosa mi manca un pochino? Ma io parlo a caso, mi manca farmi un viaggio da solo. Io e la mia mente, io e i miei pensieri, io e la mia Ima. In questi ultimi mesi, tra il gruppo che abbiamo creato, Royal Enfield Himalayan Veneto, e nuovi amici conosciuti, dal asociale che ero, ma asociale duro, nel senso, lo sapete, io tra lavoro che faccio, che mi trovo un buco all'ultimo per farmi un giro in moto, spesso dico ragazzi non riesco, e quindi ultimamente dove devo andare? Di qua. Ultimamente faccio troppi giri, io organizzo troppo con le persone e mi manca, cioè sì, bello, ma ragazzi mi manca stare per i cavoli miei, fare un bel viaggetto, anche perché adesso abbiamo finito, c'è un altro raduno dell'Himalaya sull'altopiano e là ci divertiamo. Poi quest'anno voglio raggiungere 2 o 3 posti che mi interessano e me lo voglio fare da solo. Devo fare da solo perché io amo la solitudine in moto, io e lei, viaggiare, pensare, goderselo. Eccoci qua, autostrada a noi. No, me l'ha preso a me? Sì, ho sentito bip. Che non faccia come l'andata. Ok, direzione Bologna. Vado ragazzi, via autostrada.